Mamma mia, abbiamo già un'interruzione di fondo. Siamo qui distratti. Siamo qui distratti al confine tra Paratico e Sarnico, ma ufficialmente località Sarnico, per andarci a bere il caffè. Abbiamo già fatto il primo pezzo di autostrada, questo giro sarà dedicato alla Lessina e al Monte Baldo. Non sei in forma oggi, Andrea? I partecipanti in questione sono l'immancabile Giampi, Iacci ritrovato dopo 1 miliardo di anni e il buon Fabio che però ahimè ci lascerà poi a metà strada. Ora andiamo a vedere le nuove borse di Giampiero. Ecco le borse invisibili di Giampiero. Ma come invisibili? Ma non le vedi? Sei aspetta che la cieco. Sei ciecato. È come quella della Perma. Bellissime. Ciao Iacci, facci una presentazione. Aspetta che si spoglia. Ammazza, sta criniera da dove è venuta fuori, non ce l'avevi prima. Borse fantastiche, lana merino, scarpe fresche, venuti fuori, bellissime, comode, ergonomiche, fantastiche. Con questa recensione credo già almeno ricevuto una dozzina di nuovi acquirenti per le tue bellissime borse. Sì, metti il link poi del Metterò il link in descrizione qua sotto, ragazzi, se volete acquistare le borse di Giampiero non fate altro che cliccare qua sotto. Sarnico. Si cominciano a vedere dei vigneti, ma in realtà ancora non siamo arrivati in Veneto e già si parla di bere vino a go-go. Sembra che andiamo proprio dentro il lago. No, ma come si fa ad andare a 4 all'ora? Quanto è bello l'ambiente del motociclismo. Tutti i motociclisti che stanno scendendo dal lato opposto ci fanno cenno che su in cima molto probabilmente c'è una volante con l'autovelox. Quindi vabbè, la facciamo dietro questa bella fiesta. Purtroppo questo passo è fallato da questa situazione. Vabbè, ecco, perfetto. Adesso non abbiamo neanche più il tappo che ci possa fermare, quindi siamo costretti ad andare pianissimo lo stesso. Grazie, grazie capo, che vaga roba, addirittura i ciclisti ci vogliono bene. Avranno fatto la multa pure al ciclista, che ne so. Tanto vabbè, cosa mi possono dire? Beh, andavamo 30 all'ora. Altrettanto, grazie. Va bene, mi hanno lasciato andare, sono libero. Documenti a posto, adesso 2 ore per rimettere il sellino. Allora ragazzi, mi hanno dato 3 anni, potete portarmi le arance se volete. Ma Iacci, che cos'è che c'hai nel borsello? Le caramelle? Poi in crisi di astinenza da zuccheri? Ho da dormenti, una golia. Un'adrenalina totale. Ah, ci siamo messi la felpina, il bambino aveva freddo. Comunque i tuoi supporti delle valigie sono bellissimi. Perché quest'anno ogni uscita deve essere col patema d'animo della pioggia. Guardate che azzo di nero che c'è, mannaggia. Nonostante il brutto tempo, questi colori della montagna sono sempre stupendi. Caspita se vanno questi ciclisti, sono 50 all'ora e non riesco a passare. Piccola sosta al torrente Palvico. Volevo far vedere ai ragazzi una cosa. Seguitemi, veloce da attraversare che c'è un po' di passaggio. Non so se sono pettinato. Vi siete? Ma quello è abituato alle temperature da... Adesso va da sotto e si fa l'idromassaggio, guarda. Sono contento che ti stia divertendo. Se hai freddo ho un'altra felpa, Località Tenno. Grazie signorina. Ci siamo tutti? 1, 2 e 3, perfetto. Cercare un posto dove mollare le moto. Vediamo dove possiamo lasciarle. Ti pareva? Tutto occupato. State You go away? No, ok. Giunti al lago di Tenno. Occhio allo scalino. Giunto al lago di Tenno. Grazie, Iacci mi ha salvato la vita. Mancherebbe. Adesso il Jumpy mi odierà, ma noi stiamo andando giù al lago di Tenno, ma lì non mi ricordo se c'è qualche posto da poter... Che il Jumpy mi poteva... di Frankenstein Junior, no? Quando deve portare le valigie. Si aiuti con questo. Invece di vedere la mia brutta faccia, ora vi faccio vedere il panorama. Arriviamo a pucciarci un po' i piedi, va là. Tu sì che sei un genio, Iacci. Veramente, devi lavorare alla NASA te. Bene ragazzi, allora il lago di Tenno l'abbiamo visto, adesso dobbiamo andare a raggiungere i 2 pelandroni che non sono voluti venire qui a vedere il lago e nutrirci insieme. Oh,
Oh, che bella mangiata ragazzi! Adesso affrontiamo il secondo pezzo di percorso. Tra l'altro quello più interessante, che anche per me dovrebbe essere una novità, perché le valli di Pasubio non le ho mai fatte. Adesso come sempre il primo pezzo lo facciamo un pochino tranquilli perché dobbiamo digerire, poi la grappina non mi ha certo aiutato. Dovrebbero aiutare insomma a digerire, a me mi destabilizza completamente. Vabbè. Bella questa vista. Che carino, c'è il cagnolino nel cestino. Da riprendere il cane nel cestino. Sì, sì, era troppo carino. Dopo il pranzo siamo arrivati qui a Rovereto, nella bellissima cornice dell'Eurospin, a fare un po' di spesa. Dobbiamo salutare il buon Fabio che ci ha deliziato della sua compagnia fino adesso, e buone vacanze. Ciao, ci vedremo buone chissà vacanze. quando. Grande. Alla prossima. Sei scandaloso. Scusate, Eccolo. Ragazzi, abbiamo appena salutato Fabio, tu eri andato al bagno. Sì, lì è bello il bagno, è comodo. Bello vero? Bello, sì, bello arieggiato. Bene ragazzi, proseguiamo e andiamo in direzione Valli di Pasubio. Oh bella raga, siamo arrivati proprio qui a San Bonifacio, nel hotel stadio che vi lascio qua sotto in descrizione. Purtroppo non potremmo sfruttare la piscina perché siamo arrivati un po' tardi a causa del rallentamento dovuto alla pioggia, però vabbè, andiamo a farci un buon aperitivo e risolviamo il problema. No, dobbiamo assolutamente indicare la maglietta di Yachi. Fedor, figlio di Khmer! La nostra guida, l'uso già iniziata, per il test di qualità era buono. Buon aperitivo ragazzi! Bella lì, buoni tu. Oh ragazzi, stiamo andando a cenare, però la location si è spostata, non è vero Yachi? Sì, un po' a casa del signore. Infatti siamo proprio all'interno dell'hotel, ci hanno detto di entrare e poi dire dobbiamo cenare, non dobbiamo pernottare. Sembra di essere a Trezzano. Perché anche la provinciale qua. Non ci sono le escort, giuro. Almeno non è detto.